sa che ognuno ha quello che si merita. È stato progettato dalla NATO contro i crimini delle più alte cariche dello Stato. Un essere senziente, altamente provocante, raffinato e totalmente inaspettato. Si erge statuario per guidare la nazione sulla strada di un futuro più adeguato. Combatte l'inflazione, il mutuo a tasso agevolato, è ottimo anche per lo sporco incrostato. Ma chi ci salverà? Dai banchieri, dai politici, dal deficit, dalla crisi, dagli allievi, dai Maia, da scillipoti in città. C'è Alfonso Signorini. Alfonso, Alfonso, Alfonso Signorini. Alfonso, Alfonso, Alfonso Signorini. Qui dove anche un giornalaio può fare il giornalista, vado in manifestazione in compagnia del mio estetista. Ho l'animo ribelle ma la faccia da tronista, ma l'uomo di cultura si chiama culturista. Sono trendy gli stipendi da povero spiantato, quest'anno va di moda l'uomo disoccupato. E il blu risalta agli occhi della polizia di stato, e per i manifestanti c'è il casco leopardato. E poi non ti puoi perdere un lusso per pochi, il nuovo manganello glitterato rosa shocking. Scappare dalla polizia equivale a fare jogging, tocca sana per avere veri glutei sodi. E per le signorine è solo un po' di trucco, che con i lacrimogeni poi vicola tutto. Cerchi compagnia, ti senti sempre solo, c'è il padano, il miglior amico dell'uomo. Il colore di quest'anno è il verde speranza, ottimo come foulard di rappresentanza. Niente sottomarca e buchi sulla calza, la crisi va affrontata con un tocco di eleganza. Ma chi ci salverà? Dai banchieri, dai politici, dal deficit, dalla crisi, dagli allievi, dai Maia, da scillipoti in città. Alfonso Signorini. Alfonso, Alfonso, Alfonso Signorini. Alfonso, Alfonso, Alfonso Signorini. Vuoi la pelle liscia? Mettiti la neve, la povertà è fondamentale per la linea. Stanza con il cesso in camera e figa nel letto, sweet figa con un cesso in camera da letto. Chi guida l'Italia forse ha perso la patente, ma qui non si può parlare con il conducente. Fatti le labbra e dopo cucile per sempre, asportati il cervello chirurgicamente. Ma chi fa politica e chi spaccia più o meno hanno la stessa faccia, come l'Europa che ci incoraggia e poi ci piscia nella borraccia. E il bilancio non si bilancia, un po' mi sembra monarchia assoluta. E tu c'hai la pelle a buccia d'arancia, che se ti palpo esce la spremuta. Ma chi ci salverà? Dai banchieri, dai politici, dal deficit, dalla crisi, dagli allievi, dai Maia, da scillipoti in città. Alfonso Signorini. Alfonso,